Si chiude con un concerto rock dal terrazzo del municipio, l'inaugurazione della piazza restaurata di Mogliano Veneto. Evviva! Finalmente abbiamo una piazza completamente pedonalizzata, finalmente abbiamo un centro storico riqualificato, ma soprattutto il grande lavoro è quello che non si vede, è quello che c'è sotto. Abbiamo fatto la messa in sicurezza idraulica, abbiamo rifatto tutte le reti, acquedotto, gas, fibra. Quanto alle auto, la pedonalizzazione è stata possibile grazie alla tangenziale nord di Mogliano che assorbe il traffico di attraversamento. Chi viene in centro naturalmente invece troverà parcheggi, troverà un centro riqualificato, una zona dove le auto potranno andare a 30 all'ora proprio perché vogliamo dare spazio ai pedoni e ai ciclisti, alla cosiddetta mobilità lenta. I New Jersey spariranno naturalmente, abbiamo preso dei grandi vasi che verranno installati con le ruote perché la nostra piazza, come ogni lunedì, come è successo questa mattina, si trasforma in un grande mercato. La riqualificazione aiuterà anche il commercio. Dopo la lunga attesa e i disagi, ora si riparte. Per rilanciare il commercio abbiamo messo un importante bando che prevede 100.000 euro di aiuti proprio per rilanciare il commercio, ma sono convinto che con questa nuova piazza, con questo nuovo centro storico riqualificato, il commercio ne trarrà benefici. Un'opera, lo ricordiamo, finanziata con il PNRR che a Mogliano complessivamente ha portato quasi 10 milioni di euro, spesi al 90%.